A Castellaro Lagusello stiamo per inaugurare la 32esima edizione dei Fiori di Castellaro Lagusello, appunto, e siamo lieti di ospitare un sacco di turisti, di amanti e appassionati del florovivaismo, e vi invitiamo a partecipare il 25, il 26 e 27 ai Fiori di Castellaro. Presenti alla manifestazione sono ben 60 espositori tra artigiani, hobbisti e florovivaisti che coloreranno le vie del borgo di Castellaro Lagusello e vi attenderanno numerosi. Numerosi saranno anche gli spettacoli di intrattenimento per bambini, laboratori e gruppi musicali e teatrali che si alterneranno durante le 3 giornate, ovviamente tutti itineranti. Io devo ringraziare per l'organizzazione la Fondazione Città di Monzambano, la Presidente Elena Andreani, tutti i suoi valentissimi collaboratori, ma anche il nostro assessorato che veramente lavorano ogni anno per elevare la qualità di questa manifestazione, che direi si adatta magnificamente al borgo e anche nel contesto naturalistico in cui si trova. Queste occasioni sono importanti manifestazioni per promuovere e per far conoscere sempre meglio i nostri borghi che sono meravigliosi. La manifestazione è meravigliosa ed è di richiamo e ci insegnate, anche alle manifestazioni giovani come la nostra, come fare turismo, come attirare e fare promozione del territorio. E questo è un grande esempio per noi, per cui ringrazio l'amministrazione di Monzambano. Castellaro è confinante con Pozzolengo, ve lo invitiamo perché questa è la verità, la manifestazione è bellissima e siamo veramente grati, ti siamo grati perché c'è una grande amicizia tra Monzambano e Pozzolengo, speriamo che duri nel tempo. Grazie di cuore, grazie. È lo spirito di servizio di chi si mette a disposizione per qualcuno senza chiedere nulla in cambio, e questo però sta nella bellezza del senso civico che deve essere alla base di tutti noi che ci impegniamo per il cosiddetto bene comune. Qualcuno mi dice: ma cosa c'è da fare per valorizzare i nostri borghi? La risposta di un grande storico mantovano, Cesarino Spezia, che l'amico direttore Sergio si ricorda molto bene, è quello di dire: bisogna solo voler bene al nostro borgo, in questo caso Castellaro. Evviva! Siamo giunti alla 32esima edizione di questa mostra mercato, che non è solo mostra mercato ma ha anche un grosso indotto economico. Direi che la prima cosa da fare è ringraziare Fondazione Città di Monzambano, la sua presidente Elena Andreani, ma anche tutti i suoi collaboratori che in collaborazione con il nostro assessorato organizza questa manifestazione, che lo sappiamo bene non è solo una manifestazione di espositori che sono bellissimi, tutti veramente numerosissimi, ma è anche, ci sono tanti eventi collaterali come convegni, laboratori tematici, visite guidate alla riserva di Castellaro. E possiamo dire che questa è veramente la manifestazione principe di Castellaro Lagusello, perché si adatta molto bene al borgo, ma si colloca anche magnificamente nel contesto naturalistico di questo paesaggio. Quindi sono convinto che sarà un'edizione molto importante anche quella di quest'anno. La primavera finalmente inizia da Castellaro, veramente qualcosa di spettacolare, il mio premio e il mio complimenti vivissimi all'ente organizzatore. È un grande privilegio quello di vivere a Castellaro Lagusello, ma anche per la provincia di Mantova, che insieme al Parco del Mincio e Regione Lombardia stiamo cercando di quanto prima di ulteriormente valorizzare il nostro borgo, e quindi sono assolutamente convinto che per la 33esima edizione entro l'anno prossimo, avremo una bellissima novità. È lo spirito del Parco del Mincio che si coniuga insieme all'attività dell'amministrazione comunale di Monzambano, che trova nella Fondazione Città di Monzambano il veicolo per promuovere e valorizzare un territorio che necessita di una valorizzazione attenta, perché deve essere improntata alla tutela e alla salvaguardia di un ambiente che ha nella natura l'elemento principale.